Dopo 15 giri di gara e con il vento contrario a creare qualche disturbo, arrivo in volata per il gruppo di testa. È Gabriele Lapadula dell'ASD Protect Ricerca ad emergere. Secondo assoluto e primo nella categoria B, la new entry fra i cicloamatori, Simone Tola, grande talento isolano della società ciclistica Pattada. Terzo classificato e primo nella categoria D, Egidio Piredda dell'ASD Trinità. Quarto assoluto e primo nella categoria C, Ciro Commesso della società ciclistica Cagliari. Quinta piazza per il sardo belga Christophe Masseri della società ciclistica Loleandro Bodoni, vincitore nella categoria E. Sì, per essere un percorso non adatto alle mie caratteristiche, ho provato da subito ad andare in fuga perché era l'unico modo di fare risultato, perché una volata di gruppo non sarebbe stato l'ideale. Quindi praticamente prontiviero ho fatto tutta la gara in fuga e quindi alla fine però, essendoci un corridore forte in volata, è riuscito a beffarmi. Ti sono mancate qualche salitina, ti è mancata? Beh, diciamo che le salite sono i percorsi dove vado bene, oggi dovevo solo provare a attaccare come ho fatto tutta la gara. Il bravo atleta monserratino Enrico Picciau dell'ASD Protect Ricerca, secondo nella categoria B, è il campione d'inverno Endas. Sì, è stato un buon inizio anche per la squadra, perché abbiamo vinto subito con Gabriele Lapadula. Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto durante l'inverno di preparazione, tanti sacrifici, quindi adesso cominciamo a raccogliere i risultati e fra qualche mese speriamo che arrivino altre belle soddisfazioni. Secondo nella categoria C e settimo assoluto Antonio Marongiu dell'Extreme Bike. Terzo classificato e nono assoluto Mauro Vacca della Runner Cagliari. Giovanni Battista Muretti dell'ASD Trinità ha chiuso al secondo posto nella categoria D. Terzo di categoria Lelio Consani dell'associazione Spin Bike Oristano. Secondo nella categoria E e sesto assoluto Emilio Ciacciarelli dell'associazione Protect Ricerca. Terzo gradino del podio per Roberto Cireddu del cicloteam Cireddu. Sì, è stata una bella gara, molto dura, perché nelle prime gare si soffre molto. Comunque è andata bene così, ci tenevamo a fare bella figura perché siamo una squadra di bravi ragazzi, siamo tutti amici. Va bene così, grazie. I programmi di questo 2010 per te? I programmi per me sono il campionato italiano forze di polizia che ho vinto l'anno scorso a Grosseto, campionato a cronometro e qualche garetta qua per divertirci. Nella categoria F, successo del vincitore del trofeo Gold Spin, Gabriele Lapadula dell'associazione Protect Ricerca. Secondo e terzo posto per i portacolori del gruppo sportivo Il Fornaio Macomer. Nell'ordine Marco Azzori e Giancarlo Meloni. Ma è una gara di rodaggio perché stiamo cominciando la stagione. Abbiamo faticato come penso abbiano faticato tutti perché abbiamo trovato un inverno abbastanza freddo, vento, pioggia, quindi allenarsi era un po' difficile. Però abbiamo fatto la nostra bella figura, dai. Altro che ti abbiamo visto sempre attivo. Ma sì, io quando sono in gara cerco di dare il massimo sempre, fino a quando ne ho, poi naturalmente ci sono sempre quelli che vanno più forti. Di questi che hanno vinto, cosa ne pensi tu che li conosci tutti? Ma sono sempre i soliti che vanno forte, chi ha vinto è un velocista, quindi la gara era per lui e sicuramente si era preparato per fare questo sprint. Alfonso Porcu della Spin Bike Oristano e Salvatore Angius del gruppo sportivo Il Fornaio Macomer hanno occupato i primi due gradini del podio della categoria G. La categoria SG è stata conquistata da Giorgio Puzzu del pedale Iglesiente. Alle sue spalle Giulio Murgia dell'associazione Scatenati e Agostino Galloni dei cicli Coldoni. Sabina Loi, organizzatrice della prova di Cabras, è entusiasta del risultato. Sentiamola al nostro microfono.
Ce lo auguriamo perché l'impegno è stato tanto. Alessio ci ha messo il cuore, Alessio Vidili che è il promotore, nonché lo sponsor ufficiale della manifestazione, la palestra Gold Spin. Ci è piaciuto il risultato, ci è piaciuto organizzarla perché comunque abbiamo trovato l'appoggio di molte persone appassionate non del ciclismo e anche persone che si stanno avvicinando a questo sport e questo ci fa molto piacere. Ci fa piacere vedere poi il sorriso al termine della manifestazione, il sorriso nelle facce dei corridori. E anche dei collaboratori. Soprattutto dei collaboratori, sono molto felici anche loro, ci fa molto piacere. Qualche altra gara in programma? Prossimamente ci sarà un memorial organizzato dalla nostra società, un memorial Ninu nel territorio di Puzzuidu. Poi successivamente, probabilmente anche alla fine della stagione, se riusciamo, ci sono i tempi per realizzare, perché comunque è una manifestazione che coinvolge le autorità e non, dobbiamo trovare il percorso ideale e anche i tempi per realizzarlo. Non è semplice organizzare questo tipo di gare. Sentiamo il promotore della gara, nonché atleta, Alessio Vidili. Niente, è andato tutto bene, sono contento e devo ringraziare soprattutto il comune di Cabras e la Sinis Bike di Cabras, che è una squadra di mountain bike che praticamente ha allestito tutto. Per il resto ha vinto una squadra forte, sono contento che abbiano preso loro il rimborso spese e che sia stato valorizzato il primo classificato che in genere prende una semplice coppa. Poi ricordiamo che per la prima volta dopo tanto tempo ci sono stati questi controlli antidoping. Non sapevo niente, comunque è giusto così. Spero lo facciano più spesso. Prossimi appuntamenti per la vostra squadra? Sicuramente il 21 di marzo c'è un'altra gara in pianura che si svolge nel comune di Milis. Parteciperemo anche lì. E da lì si parte con la stagione, via via ogni domenica.